Uno dei volti dell'immigrazione, la tragedia e le operazioni di soccorso nel drammatico video diffuso dalla Guardia Costiera. Lettere denigratorie contro l'assessore Battaglia del comune di Agrigento, grafica diffamatoria contro il candidato sindaco della città dei Templi Miccichedi, il vicepresidente dell'Ars Di Mauro. Gli attori agrigentini organizzano un momento di riflessione contro le forme di violenza. All'Ars disegno di legge su quote rose in giunta, eseguita l'autopsia sulla donna incinta uccisa dal padre del bambino che aveva in grembo. I Lions organizzano un concorso sulla pace, oggi la cerimonia di premiazione, convegno sul riciclo in occasione della settimana europea della riduzione dei rifiuti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, la Guardia Costiera ha diffuso il drammatico video del naufragio di sabato scorso 23 novembre ad 1 miglio da Lampedusa. Le immagini mostrano il momento in cui le 2 motovedette della Capitaneria di Porto si adoperano per salvare i 149 sopravvissuti. Immagini impressionanti che mostrano anche le cattive condizioni meteo in cui si è trovato il barcone arrivato ormai sotto coste, decine di persone tra le onde che urlano chiedendo aiuto. Il servizio di Lello Casesa. Continuano le ricerche dei dispersi dell'ultima tragedia del mare avvenuta sabato scorso nell'isola di Lampedusa, in cui hanno perso la vita uomini, donne e bambini. Il barcone alla vista delle motovedette si è capovolto rovesciando in acque migranti che sono stati tratti in salvo dall'equipaggio della Guardia Costiera con enormi difficoltà causate dalle difficili condizioni meteo. La Guardia Costiera ha diffuso infatti alcune immagini dei momenti successivi al naufragio ed il lavoro distrutto e disperato dei militari nel portare in salvo tutti, cominciando proprio dai bambini. E ad ogni migrante sollevato sulla motovedetta gli stessi militari tiravano un sospiro di sollievo. Scene che hanno immortalato anche il lavoro eccezionale fatto con il cuore, la passione degli uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a salvare 149 persone, fra cui un bimbo di neanche 1 anno ed un ipovedente. I dispersi dovrebbero essere circa 15, le ricerche sono riprese oggi a causa del mare mosso e delle forti raffiche di vento. Al comune di Agrigento sono state recapitate delle lettere anonime e denigratorie contro l'assessore Gabriella Battaglia, che ha le deleghe a Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Viabilità ed è presidente della Commissione Pubblico Spettacolo. Il comune di Agrigento ha presentato una denuncia alla Digos a seguito di quanto accaduto. Indagini sono in corso. Gabriella Battaglia, che ha dichiarato che manterrà il proprio impegno amministrativo senza alcuna riserva, è anche componente del Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri. La campagna elettorale al comune di Agrigento non è ancora iniziata, ma c'è già margine per il ricorso alle vie legali per le denunce e le diffamazioni. A denunciare di essere al centro di una macchina del fango è il candidato Franco Miccichè, di cui circolerebbe in queste ore una grafica che lo vedrebbe ritratto come una marionetta nelle mani di Roberto Di Mauro, che dell'ex assessore è comunque forte sponsor politico. Un'immagine creata per lo scopo di danneggiare l'immagine del medico, il quale si è già rivolto alla Polizia Postale Agrigento. Dice in una nota, si conferma ancora una volta una città difficile anche da servire. Non è passato infatti molto tempo dalla mia decisione di candidarmi a sindaco che subito qualcuno facilmente individuabile, forse preoccupato dalla mia candidatura e dal mio impegno, ha pensato bene di reagire nel modo più becero e pusillanime possibile. Un'azione indegna, continua, che offende contemporaneamente in malo modo sia la mia persona che quella di tanti altri, primo fra tutti l'onorevole Di Mauro, la seconda carica dell'Assemblea regionale siciliana. Eseguita l'autopsia sulla giovane uccisa a Partinico dall'Amante, era incinta al 3° mese di gravidanza. Il padre del bambino e anche il suo carnefice ha raccontato agli inquirenti di aver accoltellato e bastonato la ragazza per paura che la stessa raccontasse della loro storia, che andava avanti da 1 anno, e che svelasse di aspettare un figlio proprio da lui. C'è il servizio. È stata uccisa con 10 coltellate, il colpo definitivo è stato dato alla gola. Si tratta di Anna Maria Di Piazza, la 30enne di Giardinello, uccisa venerdì scorso. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita ieri sera al Policlinico di Palermo. Il medico legale ha confermato che la giovane era incinta al 3° mese di gravidanza. Risultati che sconfessano l'assassino.
che ieri aveva cercato di difendersi davanti al GIP di Palermo, Cristina Lobue, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonino Borgia, 51 anni, imprenditore di Partinico. Il giudice nella serata di ieri ha di fatto accolto le richieste della procuratrice aggiunta Anna Maria Picozzi e della sostituta Chiara Capoluongo. La donna che gli aveva comunicato di essere incinta è stata uccisa a coltellate nel corso dell'interrogatorio. L'indagato si è detto pentito di quel gesto. Borgia, che aveva una relazione con la donna da circa un anno, ha confessato l'omicidio dopo un lungo interrogatorio. Nella sua versione dei fatti continua a ripetere che la vittima lo ricattava, che voleva rivelare alla moglie la loro storia, una versione che viene contestata dalle amiche di Ana. Secondo Borgia, l'amante le avrebbe rivelato di aspettare un figlio da lui, minacciando di raccontare la circostanza alla compagna dell'uomo. Il difensore dell'arrestato non ha chiesto alcuna misura cautelare alternativa. Nel pomeriggio di ieri a Partinico si è svolta una fiaccolata silenziosa per le vie del paese. La strada dove è passato il furgone, dove Ana ha tentato la fuga, era molto trafficata in quelle ore della mattina, ha detto il comandante della compagnia di Partinico, Marco Pisano, che ha condotto le indagini. Abbiamo ricevuto una sola telefonata di una donna che si trovava a passare in quel tratto di strada, dice, donna che non era del comprensorio. Noi ci aspettavamo molte più telefonate, invece ne è arrivata una sola. Ieri ad Agrigento, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'ECS al Circolo Empedoclea ha programmato uno spettacolo dal titolo Contro la violenza sulle donne, non tacere, noi ci siamo, al quale hanno partecipato noti attori agrigentini con spezzoni di recite, monologhi, poesie, letture e riflessioni sul tema. Vediamo. Monologhi, poesie, letture e riflessioni. Gli attori agrigentini raccontano le diverse forme di violenza sulle donne. Così l'ECS ieri al Circolo Empedocleo in via Atenea ha voluto omaggiare il 25 novembre con uno schiaffo all'indifferenza. Abbiamo avuto l'idea, parlando con alcuni amici venerdì, di dare anche la nostra voce per fare capire che il mondo del teatro agrigentino c'è nella problematica della violenza sulle donne, vuole fare sentire pure la sua voce, e abbiamo deciso che per oggi, 25 novembre, ci univamo al coro di dire no, basta a quella che è la violenza sulle donne. Purtroppo è un qualcosa che ci portiamo dietro culturalmente da tantissimi anni, è stato fatto molto a poco, ma ancora ci sarà tanto e tanto da fare. Noi diamo il contributo minimo ed è una goccia in un mare, ma tante gocce poi possono fare tanto. Per questo dico, cerchiamo di dare il massimo, di parlarne, cercare di fare prevenzione, di fare capire che è sbagliato un comportamento e che purtroppo la violenza genera violenza. È la cosa più bella, amarsi, volersi bene e rispettarsi l'uno con l'altro. Non si è più forti quando si danno legnate, non si è più forti quando si danno calci, non si è più forti, ma si è piccoli e meschini. In cui gli uomini devono riflettere, devono solamente uccidere di baci le donne e mai con i coltelli. Devono pensarci prima di dare uno schiaffo, prima di cominciare le invettive contro di loro. All'Assemblea regionale siciliana oggi approda all'esame un disegno di legge che prevede la presenza obbligatoria in giunta regionale di 4 donne. Se approvata, la norma sulle quote rosa sarà applicata dalla prossima legislatura in poi. I particolari nel servizio. Almeno 4 donne in giunta, la quota rosa regionale discussa all'Assemblea appunto di Regione. Una norma che non dovrebbe incontrare grandi difficoltà in fase di discussione, avendo recepito già in commissione le eccezioni avanzate dall'opposizione, che, se approvata, sarà applicata dalla prossima legislatura. È il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge incardinato all'ARS, che prevede, dopo la proclamazione, il presidente nomina gli assessori, tra cui un vicepresidente, proponendoli ai singoli rami dell'amministrazione, assicurando che ogni
ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo dei tempi in cui correvano 2 donne in tandem per la presidenza della regione. Rita Borsellino al fianco di Anna Finocchiaro. Sono passati ben 11 anni. Da allora la Sicilia non ha mai avuto un presidente donna ed al momento in giunta siede una sola quota rosa. Al momento sono 12 gli assessori regionali, escludendo il presidente Musumeci ed includendo la nomina ad interim da lui ricoperta dalla morte dell'assessore ai beni culturali Sebastiano Tuse. L'unica donna è Bernadette Grasso, assessore alle attività produttive. Dopo la bocciatura lo scorso aprile dell'articolo del DDL sugli enti locali che prevedeva il 40% di donne in giunta, quota alla quale si erano opposte soprattutto le deputate pentastellate, l'ARS interviene mettendo la quota minima di rappresentanza dei 2 sessi. L'articolo 3 andrebbe così ad allineare il governo regionale alle norme previste già per le partecipate, i cui CDA devono essere composti per 1/3 da donne. Questo sarebbe all'origine delle denunce di Barone Gomez, secondo cui i provvedimenti dell'AST sarebbero nulli perché presi da un CDA composto integralmente da uomini. Non una riforma ma un'attuazione dello statuto, tiene a sottolineare Elvira Amata, presidente della commissione statuto, che ha incardinato in aula la discussione in merito alle norme di nomina e revoca degli assessori della giunta regionale. Dopo un lungo e preciso lavoro di approfondimento e riflessione, già il 14 maggio scorso avevamo esitato un DDL relativo alla costituzione del governo regionale, ha concluso Amata. Adesso auspichiamo che la discussione in aula avvenga in modo proficuo, così come proficuo e trasversale è stato nella commissione che mi fregio di presiedere. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Il divario tra nord e sud tracciato da Margherita Trupiano. Aiutateci, Genova è isolata è il concetto che campeggia giustamente su tutti i quotidiani, le TV nazionali, gli organi di stampa al gran completo, dopo che il maltempo, lo stesso che ha investito Genova e il sud, lo stesso che ha fatto nel tempo vittime al nord e al sud, lo stesso che ha interrotto strade e ponti al nord e al sud creando situazioni disastrose che hanno lo stesso peso al nord e al sud, ci accorgiamo che ha un impatto diverso sul settentrione e sul meridione della disastrata Italia. Perché confessiamocelo tra di noi, per noi è normale che l'Agrigento Palermo e l'Agrigento Caltanissetta versino in condizioni impossibili da anni. Per noi attendere ai prossimi governanti che possano toglierci dall'isolamento è un sogno che accarezziamo da sempre. Per noi non avere l'aeroporto e neanche la possibilità di raggiungerlo agevolmente è un fatto al quale siamo semplicemente abituati. Ma proprio oggi, a 2 giorni da strade e ponti crollati, il governatore Toti tuona: siamo come in guerra, intervenga il genio militare. E noi? La nostra guerra dura da decenni, le nostre strade con l'abrodo pericolosissime e piene di deviazioni che sono un inno all'inefficienza amministrativa e politica sono tutte lì, sempre più decrepite e interrotte. Nessuno mai ha chiesto con la stessa determinazione, come si è fatto per Venezia, provvedimenti che investissero anche l'Europa delle problematiche. Noi siamo un'altra cosa, eleggiamo chissà perché amministratori e politici che poco amore e abnegazione hanno finora dimostrato per questa terra e per il suo elettorato, e poi attendiamo che la legislatura termini per esprimere un nuovo voto e una nuova speranza. Anche la Sicilia, la provincia di Agrigento, ultima anche nelle classifiche, sono in guerra. Lo sono da sempre. Lo affermiamo noi che non siamo amministratori di alcunché. Lo diciamo a quegli stessi nostri compagni di sventura che condividono con noi questa bellissima e disastrata terra. Lo diciamo a quanti sarebbe ora che tra sardine, gattini, orche e incolpevoli animali tirati dentro questo bailamme rivendicassero veramente il proprio diritto a vivere in una Sicilia che per noi non sia, solamente per restare in tema di zoologia, una sanguisuga. Agrigento non riesce a essere smart, lo scorso anno era all'ultima posizione, al 107°
posto quest'anno invece è terzultima, esattamente come il 2017. Ancora una maglia nera dunque per la Città dei Templi, quella del rapporto ai City Rank 2019 di FPA Società, che fotografa la situazione delle città italiane nel percorso per diventare intelligenti e sostenibili, ossia più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili, capace di introdurre innovazioni e promuovere sviluppo adattandosi ai cambiamenti in atto. I carabinieri hanno elevato una multa di 300 euro al titolare di un noto locale in via Atenea perché un suo barman è stato sorpreso circa una settimana fa a somministrare alcolici ad un minorenne. Durante lo scorso fine settimana i militari, insieme ai colleghi del nucleo ispettivo del centro anticrimine Natura, hanno eseguito un'ispezione nello stesso locale. Sono stati sequestrati 18 kg di cibo perché scaduto e privo della necessaria tracciabilità. A carico del titolare è stata elevata un'altra sanzione amministrativa di 3.800 euro ed è stata imposta la sospensione dell'attività con l'apposizione dei sigilli. Sul posto è anche intervenuto personale dell'azienda sanitaria provinciale che, a seguito di una approfondita ispezione, ha anche rilevato la presenza di documenti di autocontrollo non conformi e varie carenze igienico-strutturali e sanitarie. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, rileva e documenta in video e foto che sulla spiaggia di Mare Nostrum a San Leone Agrigento la recente mareggiata ha sfondato e distrutto il muro di cinta di un'abitazione, ha sballottato e rotto nuovamente il tubo di fogne sulla spiaggia. Dopo la segnalazione di Mare Amico, Girgenti Acque ha provveduto a riparare per l'ennesima volta in circa 10 anni la condotta fognaria. Dai residenti nei quartieri Playa e Fondachello a Licata arriva un nuovo appello alle istituzioni affinché si prenda in considerazione il fatto che ogni volta che piove le zone si allagano. A rivolgere un appello alle istituzioni sono il Comitato di Quartiere e Residenti. Oggi, dice Milena Bonvissuto, presidente del Comitato Fondachello Playa, ho ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona. Tutti segnalano gli allagamenti delle strade e in qualche caso di rimesse e magazzini. La situazione è veramente difficile e continua a piovere. Rivolgo un appello a tutte le istituzioni e agli uffici competenti affinché venga adottata ogni soluzione possibile. Continuare a vivere in queste condizioni è veramente difficile. Intanto la Protezione Civile Comunale è stata impegnata nel monitoraggio continuo del fiume Salso. Insieme ai volontari della Procivis e della Guardia Costiera Ausiliaria, gli uomini della Protezione Civile Comunale hanno osservato il progressivo, ma per fortuna lento, innalzamento del livello dell'acqua del Salso. Il monitoraggio è stato eseguito in più punti, ma al momento per fortuna la situazione è sotto controllo. A confermarlo è stato anche Toni De Marco, responsabile della Protezione Civile cittadina. Non possiamo negare, conferma De Marco, che il livello del fiume si è alzato notevolmente e per questa ragione per oltre 24 ore il monitoraggio è stato continuo. Ora la situazione pare rientrata, però i sopralluoghi lungo gli argini vanno avanti. Considerato che la pioggia cade ininterrottamente da più di 24 ore, è inevitabile che ci siano allagamenti ovunque. Le zone più colpite sono quelle di campagna, i quartieri Fondachello e Playa. A Fondachello il mare è tornato a farsi minaccioso, ma al momento pare non si registri una situazione di pericolo come quella dello scorso 11 novembre. Un poster per la pace, questo è il titolo di un concorso organizzato dal Lions Club nelle scuole. Il nostro direttore Arturo Cantella ha seguito la cerimonia di premiazione. Cerimonia di premiazione stamani degli alunni che hanno partecipato al concorso internazionale Un poster per la pace, organizzato dal Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto dal professore Giovanni Celauro. Sono state coinvolte le scuole Rosario Livatino di Porto Empedocle, Rita Levi Montalcini di Agrigento e l'Istituto Vitaliano Brancati di Favara, dove si è svolta l'iniziativa. Oggi abbiamo il piacere di ospitare nella sede dell'Istituto Vitaliano Brancate il Lions Club, proprio che ha indotto questo concorso Un poster della pace e che abbiamo accolto di buon grado non solo la scuola Vitaliano Brancati ma altre scuole della provincia. Quindi oggi sede proprio di cerimonia della premiazione. Abbiamo una sala piena con tanta partecipazione, devo dire, da parte dei ragazzi che saranno premiati. E in questa sicuramente in questa iniziativa appunto che rientra tra le tante attività che si organizzano all'interno del nostro piano dell'offerta formativa, perché è chiaro che la pace va vissuta, va sperimentata quotidianamente anche nelle piccole azioni. Quindi oggi all'insegna dell'arte i ragazzi, attraverso le varie tecniche pittoriche e grafiche, hanno dato via, hanno mostrato come vivono loro la pace, come la vedono. Quindi
quindi che siano da esempio per gli altri e per tutti noi. Sono 31 anni che il Lions Club organizza il poster per la pace, perché ritiene quello della pace, come del resto tanti altri, forse il problema più importante della nostra società. Quest'anno il concorso a livello mondiale, un poster per la pace, prevedeva come argomento particolare il cammino della pace. Noi dal Lions Club Agrigento Chiaramonte abbiamo aderito all'iniziativa coinvolgendo 3 istituti della nostra zona e precisamente la scuola che ci ospita, che è la Vitaliano Brancati di Favara, l'Istituto Comprensivo Rosario Livatino di Porto Empedocle e l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento. Tutti e 3 gli istituti con i loro dirigenti hanno aderito entusiasticamente all'iniziativa, producendo tanti lavori che sono stati esposti qua per la visione di tutti, e addirittura uno dei lavori che è stato selezionato da un'apposita commissione è arrivato al secondo posto a livello di circoscrizione. È stata una soddisfazione anche per noi, ecco, che così riusciamo ad incidere sul territorio, riusciamo a far sapere di che cosa si occupa il Lions Club, riusciamo anche a produrre un qualche cosa che possa essere utile alla società per rendere il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. L'Istituto Rita Levi Montalcini ha partecipato a questo concorso indetto dal Lions Club e devo dire con estremo orgoglio ha vinto il primo premio. Questo ci onora tutti, ci dà sempre la forza per andare avanti, per dare ai ragazzi sempre le migliori opportunità formative e ci fa capire il ruolo importante che la scuola dà ai propri alunni e soprattutto i valori veri che questa scuola, l'Istituto Rita Levi Montalcini, ogni giorno dà alle giovani generazioni. Questo è un premio, ripeto, che fa parte di questo grande progetto portato avanti dai Lions e noi siamo veramente felici e orgogliosi. All'Istituto Comprensivo Roncalli di Grotte stamani un convegno sul riciclo organizzato nell'ambito della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti. Vediamo. Si è svolto stamani in occasione della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti un convegno dal tema Il futuro del riciclo della plastica nell'economia circolare. L'iniziativa effettuata presso l'Istituto Roncalli di Grotte ha visto la partecipazione di qualificati esperti. Nel corso dell'evento sono state donate delle borracce agli alunni della scuola offerte dalla Conad, che ha sponsorizzato l'evento al fine di non far consumare loro le bottiglie di plastica e risparmiare così sul loro uso. Sì, io credo che i nostri studenti devono essere abituati sin da piccoli ad avere quella sensibilità ambientale di economia circolare e sostenibile che deve far parte del loro bagaglio culturale. Non è possibile praticamente che un ragazzo sia educato a lasciare indifferenziata l'immondizia, per esempio. Deve sapere che bisogna valorizzare al massimo tutto ciò che viene scartato e questo si chiama economia circolare. Io credo che un corso di economia circolare dovrebbe essere fatto anche all'interno della scuola con i docenti e naturalmente i dirigenti scolastici. Ma il messaggio è sempre lo stesso, quello di aumentare la raccolta differenziata, come del resto ci impone la regione siciliana, anche perché, come a tutti noto, se non vengono raggiunti determinati livelli di differenziata sostanzialmente i comuni vengono puniti. Di recente, e questa è una cosa che deve essere approfondita, abbiamo ricevuto ad esempio dal commissario della provincia la notifica di un atto che ci impone di applicare una maggiorazione dell'addizionale provinciale dal 5 al 20%, perché nel 2016 non sono stati raggiunti i livelli di differenziata previsti dalla legge e quindi con ulteriori oneri a carico dei cittadini. È chiaro che noi faremo una battaglia su questo aspetto e diciamo fin d'ora al commissario della provincia e quindi al legislatore regionale che è necessario intervenire, perché non è possibile ancora una volta, per le mancanze di altri, fare gravare di ulteriori oneri ai cittadini, anche perché ormai la gente non ce la fa più e quindi arriveremo al momento in cui nessuno pagherà più la tassa sulla spazzatura. Al di là di queste considerazioni
è un momento importante. I nostri ragazzi, non perché siamo a Grotte, ma sono stati sempre particolarmente virtuosi, esempio di buone prassi, e quindi ancora una volta siamo all'Istituto Comprensivo grazie all'ospitalità e alla gentilezza del dirigente scolastico, che io amo chiamare sempre preside, il professore Giordano, e oggi è una giornata particolare perché consegneremo, grazie anche alla collaborazione di alcuni partner, delle borracce, quindi quale migliore iniziativa per abbattere il consumo di plastica. Quindi una grande sensibilità da parte del Comune, diverse le iniziative poste in essere, nella speranza che si riesca a fare in modo che questa martoriata terra finalmente dia esempi di civiltà e di buone prassi. Sì, oggi siamo a Grotte, sembra un'azione organizzata nel programma SER 2019, il Comune ha già aderito all'iniziativa della plastica free e quindi l'assessore ha pensato bene di portare questa iniziativa a scuola, facendo sostituire quindi la classica bottiglietta in plastica con delle borracce. Iniziativa importante, Conad d'altronde si ritaglia un ruolo sempre di impresa sociale e quindi collabora attivamente con la comunità per il bene comune. Abbiamo ritenuto questa iniziativa importante perché rientra nella logica della riduzione della plastica. Utilizzare le bottigliette, le borracce riciclabili a posto delle bottiglie è un segnale per ridurre la plastica. Anche Conad sta usando anche questo tipo di politica di eliminare la plastica nei punti vendita in tutta Italia? Conad è molto attenta e ha dedicato particolare attenzione a tutti quei materiali, dall'imballaggio agli shoppers al materiale di consumo, utilizzando esclusivamente prodotti certificati o biodegradabili e compostabili. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Giudiziaria, parliamo di 2 processi. I giudici non credono alla ritrattazione di Vincenzo Curto di Canicattì, che ha prima affermato per poi negare di essere stato ferito da Gianluca Scaccia. L'altro è l'omicidio dell'ergastolano Angelo Carità di Licata. A essere sotto processo è Orazio Cavallaro di Ravanusa. Vediamo. Vincenzo Curto è stato condizionato nella sua testimonianza in tribunale tanto da avere lasciato il territorio nazionale dopo i fatti. I giudici della prima sezione penale di Agrigento, presieduta da Gianfranca Claudia Infantino, non credono alla clamorosa ritrattazione del 33enne canicattinese, che in una delle udienze precedenti ha negato di essere stato ferito a colpi di pistola da Gianluca Scaccia, anche lui di Canicattì, parlando di colpi di proiettili vaganti e dicendo di non avere ricordi successivi. Il pubblico ministero Alessandra Russo ha quindi ottenuto di acquisire gli atti del fascicolo, il verbale con la sua testimonianza ai carabinieri nelle ore immediatamente successive all'agguato di cui era rimasto vittima, in cui dice che a sparargli è stato Scaccia. L'agguato sarebbe avvenuto il 26 giugno del 2017 nella zona di Borgarino, nei pressi della casa di campagna del pastore 36enne, oggi imputato. Scaccia avrebbe fatto fuoco, sostiene l'accusa, per gelosia e in particolare per vendicare la circostanza che Curto, ex marito della sua nuova compagna, volesse riallacciare una relazione con la donna. Lunedì prossimo sono in programma la requisitoria del pubblico ministero Alessandra Russo e l'arringa dell'avvocato Angela Porcello che difende Gianluca Scaccia. Battute finali del processo, che si celebra con rito abbreviato a carico di Orazio Umberto Cavallaro, 61 anni, originario di Ravanusa, accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Angelo Carità Licatese, condannato all'ergastolo per omicidio ma scarcerato poco prima per scadenza dei termini di custodia cautelare. Carità venne ucciso il 2 aprile dell'anno scorso, il giorno di Pasquetta. La scorsa udienza il sostituto della Repubblica di Agrigento, Chiara Bisso, ha avanzato la richiesta di condanna all'ergastolo per Cavallaro. Questa mattina invece hanno discusso la parte civile, rappresentata dagli avvocati Antonino ed Enza Gazziano, e la difesa affidata all'avvocato Nino Casalicchio. Quest'ultimo ha chiesto l'esclusione delle aggravanti contestate all'imputato, oltre che avanzare la richiesta di assoluzione. Secondo la ricostruzione, supportata anche dalle riprese di una telecamera nelle adiacenze che avrebbe ripreso tutto, Cavallaro si sarebbe recato nei pressi del terreno di Carità con un'auto messa a disposizione da alcuni familiari e avrebbe esploso ben 3 colpi di arma da fuoco letali per Angelo Carità. L'indagine, che ebbe inizialmente difficoltà date dal fatto che non vi fosse collegamento tra la vittima e l'omicidio,
Subì una svolta 6 mesi dopo l'efferato delitto grazie ai risultati dei carabinieri del RIS che trovarono tracce su una giacca usata da Cavallaro. Carità era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giovanni Brunetto, ucciso nel 2013. La procura ipotizza un delitto su commissione, quello effettuato da Cavallaro, che avrebbe agito per vendicare il delitto. Il giudice dell'udienza preliminare, Luisa Turco, il 9 dicembre prossimo dovrebbe pronunciare il dispositivo di sentenza. Adesso il calcio, parliamo di Acragas, la curva sud difende i giocatori. Carmelo Lentini. Qualche polemica di troppo da parte di qualche tifoso biancazzurro a fine gara, deluso dal pari con Cussi Palermo, ha spinto i ragazzi della curva sud a divulgare un comunicato nel quale si legge testualmente: in merito alle contestazioni avvenute alla fine della partita Acragas-Cussi Palermo di uno sparuto gruppo di pseudotifosi, 1-2 persone al massimo, la curva sud Acragas si dissocia completamente da tale gesto in quanto è impensabile contestare una squadra che non ha mai perso una partita e si trova al secondo posto in classifica a lottare per la vittoria finale del campionato. Squadra che è composta da giocatori che lottano e sudano la maglia per 90 minuti. La giornata storta può capitare a maggior ragione dopo un cambio tecnico dell'allenatore. Ci teniamo a precisare che da parte nostra, finché ci sarà impegno e determinazione, come fino ad oggi dimostrato, inciteremo e sosterremo il gigante a proseguire il cammino verso un unico obiettivo, che è quello del salto di categoria. Sicura che anche la dirigenza sta lavorando in questa direzione e che presto rinforzerà l'organico per renderci ancora più competitive, conclude il comunicato dei ragazzi della Curva Sud. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo allo stadio Lo Monaco di Partanna Montello. Mister Vullo, prima della ripresa, ha analizzato la gara di domenica scorsa con i propri ragazzi e c'è grande voglia di riscattare per riprendere quota. Ed ora il calcio minore. In prima categoria, nella giornata che avrebbe dovuto festeggiare l'alta classifica, sia Atletico Favara che Gemini perdono entrambe al cospetto del proprio pubblico. Più pesante quella subita dalla compagine della Montagna, piegata dal Caltanissetta per 1-4. Ne approfitta l'Atletico Gorgonia, che allunga in vetta portando a 5 punti di distacco. Si riaffacciano in alta quota sia il Caltanissetta che il Raffadale. Bella affermazione del Ravanusa, mentre Sant'Anna Libertas non si è giocata. Rinviate 2 partite per maltempo in seconda categoria e tra queste c'è anche la Raclea, che malgrado lo stop conserva la prima posizione con una gara da recuperare con l'Atletico Caterinese. Vince il derby della montagna all'Alessandria della Rocca con il Muxar grazie alla doppietta di Mortellaro e al gol di Sapienza, mentre l'Atletico Montallegro si inceppa tra le mura amiche con il Riesi. I padroni di casa hanno sbagliato anche un calcio di rigore. Buon pari esterno dell'Atletico Licata d'Acquaviva, mentre risale la china il Gela che espugna il campo di Sommatino. Infine una sola squadra al comando nel campionato di terza categoria di Agrigento. Si tratta della Quisquinese che si ritrova a punteggio pieno dopo 3 giornate. A ruota la matricola Santa Elisabetta con 7 punti, frutto di 2 vittorie ed un pari. Quest'ultima ha vinto fuori casa con l'Atena con il risultato di 0-4. Seguono a ruota Campobello e Reale Unione, mentre rimangono attardate tutte le altre. In questa terza di campionato non si è giocato per impraticabilità del rettangolo di gioco fra Vis Ribera e Burgio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.